Oggi è una giornata importante con Adoces di Treviso e AIL di Treviso che promuovono assieme la donazione delle cellule staminali emopoietiche e del cordone ombelicale, una donazione che salva la vita, che crea una speranza per qualcuno che magari non conosciamo ma che arricchisce tutta la comunità. Abbiamo voluto promuovere le attività che si fanno soprattutto in procinto delle vacanze natalizie perché promuovere il messaggio del dono è importantissimo, soprattutto quel dono che dà una speranza di vita, che salva una vita, e quindi attraverso le associazioni che per 365 giorni all'anno fanno un servizio importante a fianco del servizio sanitario pubblico. Questa mattina siamo in Consiglio regionale, invitati dalla dottoressa Sonia Pescancin, che è la Presidente della Quinta Commissione Sanità della Regione, e ci ha voluto invitare per parlare di dono di cellule staminali e di quanto è importante promuovere la solidarietà tra persone sane e tra persone malate. Questo è molto significativo in questo periodo natalizio, dove tutti pensiamo a doni diversi da quello che siamo un po' noi, che possiamo donare anche il tempo, anche fare volontariato, anche il dono di metterci a disposizione degli altri. Quindi il dono delle cellule staminali è fondamentale per chi è in attesa del trapianto, che non ha un familiare compatibile e quindi lo deve cercare tra i giovani che sono iscritti nel registro, tra le unità di sangue cordonale donate dalle coppie della nostra regione. Quindi questo è il messaggio che vogliamo dare da qui. Chi è che può diventare donatore? Qualunque giovane che sia sano dai 18 ai 35 anni si iscrive nel registro. Noi abbiamo un registro regionale che ha la sede a Verona. Basta un semplice prelievo di un campione di sangue o anche salivare presso un centro trasfusionale, no? Quindi è una cosa molto banale, un campione di sangue. In questo campione di sangue viene eseguita la tipizzazione, cioè vuol dire vengono identificati i dati genetici del donatore che vengono poi inseriti online nel registro, nel database del registro IBMDR, che è il nostro registro, è un'istituzione della sanità. Può rimanere lì iscritto fino a 55 anni, può non essere mai chiamato, perché la compatibilità è molto difficile, 1 su 100.000, pensiamo quanto difficile è. Se venisse chiamato, in questi ultimi anni si donano le cellule staminali dal sangue periferico, quindi il centro trapianti chiama questo donatore, gli spiega tutto quello che deve avvenire e gli fa firmare il consenso informato. La donazione è anonima, volontaria e gratuita completamente, questa è una cosa importante, e 4-5 giorni prima che venga fatto il prelievo per essere inviato al centro di trapianti, gli viene somministrato, vengono date delle piccole punturette che questo giovane si fa nella pancia, che stimolano il midollo osseo a buttare fuori le cellule staminali. Poi al quinto giorno il donatore si reca presso un centro trasfusionale dove gli viene fatto il prelievo delle cellule staminali dal braccio. È un prelievo un po' più lungo della donazione di sangue semplice, però che dura 3 ore, ma è ben curato perché ci sono delle bellissime infermiere che lo coccolano e quindi non c'è nessuna paura e non c'è nessuna procedura che sia invasiva. Volevo invece ringraziare la RAI del Veneto che mercoledì mattina, a seguito di questa conferenza, ci ha invitato a Buongiorno Regione proprio per continuare a parlare della donazione di cellule staminali emopoietiche e quindi siamo grati anche di questa opportunità. Io ho usato anche stamattina 3 parole che rappresentano un po' la nostra mission. Una parola è solidarietà, nel senso che sosteniamo le famiglie in tutto il percorso, i malati naturalmente, in tutto il percorso della malattia, dal momento della diagnosi al momento della cura, il momento poi del trapianto, ecco, attraverso vari modi. La solidarietà che avviene con l'assistenza non solo anche economica se serve, ma le nostre case AIL, il punto ristoro, il trasporto sociale, tutte queste sono attività a supporto della famiglia. Poi un'altra parola importante è la sussidiarietà orizzontale che noi adottiamo
in quanto attraverso il contributo che di solito avviene tra pubblico e privato, ecco, noi sosteniamo acquisti di materiale tecnologico, per esempio abbiamo acquistato per la citogenetica dell'ospedale di Treviso e la patologia molecolare degli strumenti di alta tecnologia per accelerare la diagnosi delle malattie oncoematologiche per i pazienti. La ricerca che è una ricerca importante, finanziamo 12 progetti di ricerca con l'Università di Padova, lo IOV di Castelfranco, l'IST di Mendola, il GIMEMA di Roma e anche altre università americane. E l'altra parola importante che ci teniamo è la speranza, perché la speranza è quella che permette a questi pazienti anche con il trapianto di cellule staminali, per cui a Treviso è partito il nuovo centro di trapianto allogenico e autologo naturalmente, diamo fiducia e speranza a questi pazienti di poter guarire definitivamente dalla loro malattia.